Fanno acqua da tutte le parti e così il prezioso liquido non arriva a destinazione. Le condotte quasi periodicamente scoppiano con inevitabili pesanti conseguenze sulla fornitura idrica alle popolazioni. L'ennesimo guasto segnalato questa mattina e per 7 comuni dell'Agrigentino scatta il semaforo rosso. Girgenti Acqua ha comunicato che a causa di un'interruzione dell'acquedotto Tre Sorgenti per i lavori urgenti di riparazione sarà momentaneamente sospesa l'erogazione nei comuni di Grotte, Racalmuto, Castrofilippo, Naro, Canicattì, Campobello di Licata e Ravanusa a partire da stasera e fino al completamento dei lavori. La tornazione di conseguenza subirà limitazioni e slittamenti, ma per ridurre il periodo di sospensione gli interventi verranno effettuati a cura di Girgenti Acque, ma in via sostitutiva, avverte la società che gestisce il servizio idrico integrato in buona parte del territorio agrigentino ed inoltre assicura che saranno inviate delle autobotti che stazioneranno nelle piazze cittadine per rifornire tutti gli utenti. E intanto a Favara resta caldo il tema dell'acqua. Anche la comunità parrocchiale prende posizione e lo fa attraverso una lettera firmata da Don Marco Damanti in qualità di referente ed indirizzata alle cariche istituzionali, nazionali, regionali, provinciali e locali. Una lettera pregna di disappunto che propone un'analisi dell'attuale situazione di Favara. Per il clero una risorsa come l'acqua, che costituisce un diritto per l'uomo, non può sottostare alle leggi di mercato, ma deve essere garantita come bene di prima necessità. E a Favara questo non corrisponde alla realtà, una piaga che si aggiunge alle problematiche della cittadinanza, delle quali i preti si fanno portavoce, che viene accentuata sia dalle politiche dell'ente gestore della distribuzione idrica, sia dal silenzio delle istituzioni, conclude la nota del clero favarese, che dovrebbero garantire il bene dei cittadini.